Sono i corsi d'acqua del Levante gli osservati speciali per questa ultima parte dell'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria nelle scorse ore. L'allerta di colore arancione interesserà fino alla mezzanotte i bacini medi e grandi. Primo fra tutti l'Entella, che sta raccogliendo le abbondanti precipitazioni dell'entroterra, e nello Spezzino il Magra e il Vara, quest'ultimo è andato vicino al livello di guardia questa mattina nei punti di monitoraggio della rete ARPAL. Tra i corsi d'acqua più piccoli è stato l'Aveto questa notte ad andare vicino all'esondazione nel momento più intenso delle precipitazioni. A Rezzoaglio, a causa dell'alto livello del torrente, il guado sulla strada provinciale 72 di Alpe Piana è stato chiuso al traffico e verrà riaperto, fa sapere la città metropolitana, quando il livello del fiume consentirà le verifiche. Il passaggio più violento della perturbazione si è registrato nella notte, con la formazione di un temporale autorigenerante che dal Golfo Paradiso si è spostato molto lentamente verso il Tigullio orientale e centrale, con cumulate puntuali molto elevate, 108,4 mm orari a Camogli, 92,8 a Cabanne, 70,6 mm in un'ora a Chiavari. La sala della Protezione Civile regionale ha monitorato l'evolversi della situazione, una settantina gli interventi gestiti insieme ai vigili del fuoco. Tante situazioni ovviamente di disagio puntuale che sono avvenute soprattutto nei momenti in cui sia a Rapallo che a Recco abbiamo avuto delle situazioni di grande criticità su torrenti che hanno certamente contenuto, cioè non è stata un'esondazione vera e propria, ma che hanno avuto poi negli affluenti l'incapacità di defluire all'interno dei corsi d'acqua principali e quindi questi affluenti sono andati direttamente nelle strade. Il vento forte non ha mancato di provocare disagi, soprattutto il passaggio di una tromba d'aria. Interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari in via Parma, a Chiavari, in via Paggi e a Lavagna. Danni a serre e alberi anche nella piana dell'Entella. Ha ripreso a piovere sulla piana dell'Entella, ma si attende il passaggio della perturbazione allerta arancione che resterà fino alla mezzanotte e si contano i danni sulla piana dell'Entella. Intorno a mezzanotte 40 circa una violenta tromba d'aria ha attraversato questo territorio provocando gravi disastri. Si sono spezzati alberi, olivi secolari, sono state divelte le coperture delle baracche e quant'altro. Adesso inizia il lavoro di ripristino.